Milano-Sanremo è, secondo la tradizione, la prima vera squilla dell'anno e mobilita al via tutti i più forti. Nei nostri, dopo 9 anni di sconfitte, essa produce l'effetto di un incubo. Come fare per vincerla? Forse per risolvere il difficile problema, Balmamion comincia subito, movimentando un attacco a soli 10 km dal via. Sarà questa per noi, questa più che mai, la Sanremo del crepacuore. Nella fuga alimentata dalla speranza per 280 km, le nostre forze sono preponderanti rispetto a quelle straniere. La grande sottrazione comincia a Capoberta. Attacca Volschol, lo segue Schröders, dietro i quali, unico, tiene il passo Adorni, che poi, provato dallo sforzo, cederà sul poggio. Per noi è finita. Torneremo un altro anno sperando che finiscano la carestia e il maleficio. Andiamo verso via Roma, il traguardo più bello e più conteso del mondo. 2 corridori sono rimasti insieme, il tedesco Volschol e il francese Groussard. Si preparano alla volata conversando. Chi tocca per primo? «1963. Si verifica un fatto insolito. A contendersi il successo sono il francese Groussard e il tedesco Volschol. Dopo 280 km di corsa, i due piombano quasi contemporaneamente sulla linea d'arrivo. Per designare il vincitore occorre attendere il responso fotografico. E dopo fotografia è primo Groussard sulla sinistra del teleschermo. L'impressione visiva è favorevole a Volschol, che viene assediato dai giornalisti e dai fotografi. Sono le immagini riflesse di una madornale e atroce illusione. Il photo finish avverte di fatti che ha vinto Groussard. Per lui, oltre ai fiori, una rumba di baci. Per un corridore la Sanremo è una festa nuziale, veramente. Qui, nel giro di pochi secondi, la vittoria ha cambiato soggetto e domicilio, conseguenza beffarda.